In località Prapian di Tarso ho un amico che ha un agriturismo e si chiama Nando Miraval. Ciao Nando, come stai? Ciao Bruno, Mi dice senti male. bene? Sì? Sì, certo, Bene, 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 così mi mi piace. sento Ah, bene, eh, ti vedo bene, bene, questo mi fa piacere. speriamo di mantenerci in salute. Eh, appunto, ti ho chiamato proprio per questo, perché con la tua attività, che già è difficile da portare avanti perché i momenti come questi sono già critici di per sé in economia. La ehm, pandemia che ci ha colpiti eh, ci ha messi ancora più in croce naturalmente. Tu come stai vivendo questo momento? Ma diciamo che noi siamo barricati, per fortuna siamo barricati non in casa, ma barricati nel mio piccolo spazio, anche perché non sono un latifondista, sono uno che ha 3 ettari di proprietà, e di cui 6.000 metri a vigneto e il resto a bosco. Quindi siamo qui, chiusi con il mondo, e non c'è un gran collegamento. Non c'è un gran collegamento e tu ti occupi ogni giorno sempre della tua campagna, naturalmente dei tuoi animali, perché voi nella vostra attività è un agriturismo, servite prodotti a metri zero naturalmente. Perciò chiaramente questa situazione, il poterti muovere in campagna ti dà meno ansia e meno stress forse delle persone che sono chiuse in casa. Ma quello senz'altro, lo stress è sicuramente minore, però diciamo che l'ansia è sempre l'ansia, anche perché non è che io viva su Marte o qualcosa, o qualche fantascienza come qualcuno sta cercando di propinare alla gente. Dobbiamo vivere sulla terra, dobbiamo cercare di amare la nostra terra. L'ho detto anche tempo fa che mi hai fatto un'intervista, e sono sempre più deluso. Sono deluso perché non più tardi di stamattina ho sentito delle notizie che si sta robotizzando tutto. Ragazzi, se andiamo avanti così, no comment. Bruno, sai che non faccio Sì, comment, sì. perché altrimenti sarei volgare e scomodo a qualcuno. Ma siamo senza bip stamattina, perciò ti prego di non esserlo. E allora ti faccio una domanda. Tua figlia Ludovica lavora con un'azienda che ha base a Shanghai e avrei voluto sentire anche lei com'era la vita a Shanghai, cosa è Te lo successo posso quando è dire. rientrata. Ecco, raccontami tu un po' di tua Te lo figlia. posso dire io, ci siamo sentiti verso, credo sia stato il 19 gennaio, 20, era il 20 Ludovica? Il 20 di gennaio, ed era molto preoccupata, era in casa con una mascherina. Erano 4 giorni che erano barricati a Shanghai. Shanghai viveva in un coprifuoco, quello che stiamo vivendo noi adesso. Lei mi ha comunicato: papà, prendo l'aereo e vengo in Italia. Benissimo, speriamo che hai febbre. No, no. Difatti gli hanno misurato la temperatura, a Shanghai le è stata misurata la temperatura, ha fatto scalo a Mosca, lì non mi pare che sia successo un granché, e dopo è arrivata al Marco Polo. Io quella sera, è arrivata alle 10 di sera, quella sera ho telefonato
al call center del Marco Polo. Dico, la situazione come? Ah, guarda, il volo è regolare, atterrerà alla tot ora e precauzioni sanitarie, c'è qualcosa? No, guardi, è tutto a posto, è tutto regolare, bellissimo, è tutto regolare. Lei è scesa con la sua mascherina, sono scese tantissime persone, i voli erano tutti, e questo è stato quanto. C'era una ragazza cinese che correva lì al Marco Polo, correva a 1000, non ho capito il motivo, forse c'era già un qualcosa di... E questo è accaduto. Poi il giorno dopo ho chiamato il nostro medico di base, ho chiesto gentilmente se c'era qualcosa, se c'era da seguire una quarantena, perché io in realtà ero preoccupato. E dice non c'è niente, è tutto regolare, va tutto bene. E questa è la storia. Ciò diciamo che c'è stata presa un po' così sotto gamba la questione. E secondo me la questione non è stata considerata in assoluto. Può ringraziare Dio che non avete corso rischi né tua figlia né tu né la tua famiglia, perché poi è chiaro che come è scoppiata sia a febbraio che a marzo, abbiamo vissuto dei momenti veramente terribili e stiamo vivendo tuttora dei momenti terribili. Io penso che il mondo sia cambiato, io penso e mi auguro che ci sia proprio un rinnovamento da parte dell'essere. Io sono circa 50 anni che predico. Bruno? Ehi, ci siamo, sono qui che ti ascolto. No, perché mi fate vedere, allora io volevo avere l'interlocutore, capito? Ci sono, ma mi piace sentirti parlare perché... Non dirmi che faccio l'Adriano della situazione, perché lasciamo perdere, dovrebbe essere in prima fila secondo me. In questi momenti almeno lui dovrebbe dare un qualcosa di confortevole al popolo italiano. Siccome è molto importante questo, magari se per caso quel signore lì mi sente o sente questa intervista, siccome io lo apprezzo come cantante, sì. Sì, non abbiamo sentito pronunciarsi su questa pandemia, O sì, tu l'hai sentito? In assoluto. E questo mi dispiace. Ma è anche invecchiato. Vabbè, ma proprio per questo c'era mio fratello che diceva che la vecchiaia non è virtù. Se sei saggio... Si chiama Adriano. Ehi. Si chiama Adriano. Adriano. Dai, torniamo a noi. Sì, dai. No, ma è anche utile stemperare un po' questa situazione di tensione e di stress. Ecco, io vorrei naturalmente che noi parlassimo della situazione che si è creata in prima linea, queste persone che hanno perso la vita, i medici che hanno perso la vita, gli infermieri, la protezione civile, tutte le persone che sono comunque in prima fila e corrono rischi e continuano comunque a dare la loro presenza sempre in prima linea. Ma io sono convinto che sono veramente, non dico degli eroi, però sono vicino ad esserlo, nel senso che si vede la coscienza di queste grandissime persone, e questo è incommiabile. Poi che si continui a mandare in giro dei film, delle cose che
che ridicolizzano il momento per me è estremamente educativo. Cioè io credo che si possa ogni tanto, ma sicuramente, cioè, sorridere o ridere nella vita è fondamentale, però non ridiamo sulle disgrazie degli altri. Io ho visto anche dei filmati girare di una stupidità estrema e questo fa male al cuore. Fa male perché dobbiamo cercare, visto che viviamo in un mondo che è stato globalizzato, e io mi auguro che si torni un attimino ad assaporare il pane formai nostro, cioè tornare un attimino con i piedi per terra, a rivalutare i rapporti umani. Ecco una cosa importantissima, il rapporto umano mi accorgo che chi c'è, chi è consapevole, si sta riavvicinando ad avere un rapporto buono, un rapporto schietto, un rapporto di umanità. Questo è fondamentale. Non siamo numeri, lasciamoli ai robot, i numeri, lasciamoli a noi, siamo esseri viventi, complicatissimi. E mi auguro che i robot anzi non ci credo nella maniera più assoluta. Il robot non potrà mai sostituire la bellezza e la spontaneità della nostra mente, perché se vuoi essere cinico, allora sì, c'è un sacco di gente che sta governando ed è cinica, spietata e sta seguendo solamente una direzione. Questa è la tristezza infinita nel mondo. Cosa ti senti di dire? Cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi che vivono questa chiusura forzata delle loro attività? Come ti senti di consigliarli? Ma io dico che dobbiamo tenere duro, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo tornare ad avere rispetto. E rispetto vuol dire che anche, ad esempio, se per caso il nostro governatore Luca Zaia dovesse sentire questa trasmissione, io direi che quest'anno, visto che l'inquinamento è sceso notevolmente, l'inquinamento del pianeta, cerchiamo di inquinare meno anche con i prodotti cosiddetti per le viti. Gli uccelli cantano ancora, Adesso, in questo momento, io ieri mattina, fuori dal mio balcone, c'era una famigliola di uccellini ed erano così felici, così, e i gatti lo stesso, e sono fuori e non sono assolutamente in casa, quindi non ho pericoli e non li tocco neanche mai, perché non si fanno toccare, sono peggio di me, sono animali rari, di una bellezza rara. Ridi tu, Bruno, Beh, io su di lì ho visto solo un animale quando sono venuto su. Sì, calmati, fratello. Bene, senti, io direi che questa intervista in maniera così pacata possa essere d'aiuto a coloro che vivono in casa e che aspettano il momento per poter uscire. Io ti ringrazio della tua disponibilità. Posso fare un ultimo intervento? Certamente. Io direi che dobbiamo avere quello che un bel po' si è perso. Credere in Dio. Il Dio, se tu ti guardi intorno, e io ho la grandissima fortuna di guardarmi intorno, mi accorgo che questo è la potenza per sopravvivere. È chiaro che se uno vive in città, però cerchiamo anche di rendere di nuovo le città vivibili, di fare del verde, di fare delle cose fatte bene, nel rispetto della natura. E allora torneremo a gioire delle piccole cose. Bene, allora io ringrazio ringrazio Nando Miraval, un grande abbraccio Nando e
Anche a te, Bruno. Speriamo di vederci presto, perché abbiamo la necessità di riabbracciarci con tutto il mondo, di continuare la nostra vita. Ciao, arrivederci. Ciao. E grazie infinite anche a Ludovica. Grazie a voi. Ciao. Ciao.